Ci sono quartieri ad Agrigento dove l'illuminazione pubblica manca da diverso tempo, con i cittadini che reclamano inutilmente. L'ultima segnalazione giunge dalla zona del campo sportivo e Seneto. Qui, dicono gli abitanti, il buio crea problemi anche di sicurezza, ma come dicevamo finora non c'è stato nessun riscontro da parte del comune. Il problema del buio ormai da mesi interessa anche la zona nord di Agrigento, compresa tra la via Unità d'Italia e Fontanelle, dove, stando a quanto ci è stato riferito dal competente ufficio comunale, diversi pali dell'illuminazione sono da sostituire, ma non è possibile farlo se non dopo il nuovo contratto, ovvero il prossimo mese. Praticamente con il contratto in scadenza si è condannati al buio, con i rischi che si possono immaginare. E così si va avanti, costretti a convivere con lo stesso problema da un punto all'altro del capoluogo. Quello dell'illuminazione è un problema di ordine pubblico, visto che lasciare intere zone senza luce significa anche dare ai malviventi la possibilità di agire indisturbati. A questo punto ci si augura che in aiuto dei cittadini arrivi un intervento delle autorità. E a proposito di disfunzioni nei servizi che questa volta interessano l'AICA, dal quadrivio Spinasanta ci giungono in redazione diverse lamentele di chi abita da quelle parti. I residenti al quadrivio denunciano il mancato rispetto dei turni di distribuzione, come dire che malgrado la pioggia e le continue proteste, l'acqua ad Agrigento continua a creare disagi e tensioni tra la gente.